Vince il Tempio d'Oro, un meraviglioso Cile che conquista da subito il pubblico, il bagno di folla che ha partecipato alla 77esima edizione del Mandorlo in Fiore. Grande successo per la sfilata, lo spettacolo e il messaggio di pace dei bambini del mondo. L'UDC ha un nuovo responsabile delle politiche economiche e sociali, è Ugo Tagliareni. Folla composta e commossa per la traslazione delle spoglie del beato Livatino condotte nella chiesa di Santa Chiara. Importante convegno in programma il prossimo 21 marzo organizzato dall'Ordine degli Ingegneri al centro Le Infrastrutture da Agrigento a Messina come Sicilia Porta d'Europa. L'assalto a Scala dei Turchi dopo la sfiducia del sindaco Sabrina Lattuca, l'allarme di Mare Amico. Presentato il libro del cardiochirurgo Ruvolo, tornano le giornate FAI di primavera, l'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori celebra i 50 anni di iscrizione di 3 confratelli e consegna attestati e poi un gazebo Medicare per le cure domiciliari. E per lo sport, il fine settimana calcistico. E ben trovati dalla nostra redazione. In apertura naturalmente un'ampia pagina dedicata al Mandorlo in Fiore. Partiamo con quel gruppo che ha stregato da subito il pubblico con ritmi travolgenti, l'energia e il calore che sprigionava durante le esibizioni e per questo ha subito raccolto ammirazione per i costumi, i corpi statuari esibiti durante le varie performance e non ultimo perché ha più volte coinvolto il pubblico nel corso di danze e balli. E così il gruppo del Cile proveniente dall'isola di Pasqua ha vinto il meritatissimo Tempio d'Oro che ha concluso innanzi al Tempio della Concordia il 77esimo Mandorlo in Fiore, uno spettacolo presentato da Vincenzo Galluzzo ed Elenoir Casalegno. Vediamo tutti i premi assegnati e le interviste in questo servizio di apertura. Il Tempio d'Oro del 77esimo Mandorlo in Fiore è stato assegnato al gruppo del Cile che ha avuto anche quello della Costa del Mito. Il secondo e terzo posto sono andati al gruppo della Georgia e della Serbia che hanno ricevuto rispettivamente il Tempio d'Argento e di Bronzo. Premio per la migliore danza alla Bulgaria, al Canada per le migliori musiche, all'Ecuador per il miglior costume, Ugo Re Capriata della Sostampa alla Serbia e il premio Gigi Casesa al gruppo della Colombia. Assegnato il Dario Danile alla Polonia e il Dante Alighieri alla Grecia. Ci sono le interviste. Si è conclusa la 77esima edizione della festa del Mandorlo in Fiore, proprio una festa all'altezza di Capitale Italia della Cultura. Ringrazio il mio assessore Cantone, ringrazio tutte le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile, comunale e regionale, ringrazio anche la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco. Una festa che è riuscita benissimo, oltre le aspettative. Proprio le presenze sono state tantissime, più degli altri anni, e questo è importante anche per il ritorno economico al nostro territorio. I gruppi si sono esibiti qua sotto il Tempio della Concordia, ha vinto il Cile, un gruppo bellissimo, bravo, però anche bravi tutti gli altri gruppi, sia anche per le musiche, per le danze, per i costumi. E anche quest'anno abbiamo tantissime cose in programma e cerchiamo di destagionalizzare tutti gli eventi in modo tale che il ritorno economico può essere un continuo per tutto il 2025 e anche negli anni a venire. Tanta emozione, tanta felicità per quello che abbiamo visto in questi 10 giorni ad Agrigento. È stata una festa meravigliosa, una festa della gente, una festa per la gente. Abbiamo voluto tutta la manifestazione che si svolgesse ogni singola fase per strada.
E la cosa importante è che c'è stata un'affluenza di pubblico mai vista negli anni precedenti. Certo, c'è dietro tanto lavoro, ci aspettavamo grandi numeri, ma non questi numeri. La città era invasa da turisti, da gente ogni sera per assistere alle varie cose che abbiamo organizzato per tutti i gusti. Io credo che al di là di tutto, al di là della festa, la risposta al territorio è stata notevole, cioè l'investimento ne è valso la pena perché veramente il territorio ne ha raccolto i frutti e che ne raccoglierà ancora di più in futuro. E come da tradizione, prima di esibirsi innanzi al Tempio della Concordia, i gruppi folk hanno sfilato partendo da Piazza Municipio, snodandosi tra due ali di folla festante e molto partecipativa lungo un percorso che li ha portati fino al Viale della Vittoria. Vediamo.
Scusa, di dove siete voi? Associazione Cavaliere della Valle. Associazione Cavaliere della Valle. Come ci racconti qualcosa? Allora, niente, quest'anno abbiamo avuto questa iniziativa di fare questa manifestazione con i cavalli scesi da Chiara Verona. Questi sono cavalli che hanno fatto i primi posti come spettacolo e alta scuola a Verona e avevamo questo piacere di fare queste esibizioni. Sembra che sta piacendo un po' a tutti. Dove avete la sede voi? Ad Agrigento, a Fontanella. Ho capito. Questa... Che ne sembra di questa festa? Ottima, un mare di gente, apprezzata, organizzata bene in tutti i dettagli. È una settimana che c'è festa e Agrigento aveva bisogno di questa iniziativa perché era un pochettino spente, abbiamo dato un po' di luce alla città. Come va signora? Le piace andare a cavallo? Sì, Che cavallo è questo? Frisone. Da anni che lei fa... Sì, da quando avevo 5 anni. Non è di Agrigento lei? No, Da dove i viene? vicini. Signora, le è piaciuta la sagra? Bellissima, bellissima, è ritornata la sagra di un tempo. E da dove viene? Io vengo di Eci Buonaccorsi, Ma siete solo in gruppo? siamo un gruppo col Campre, siamo venuti e quindi abbiamo notato, veniamo non spesso ma dopo tanti anni abbiamo trovato una sagra molto rinnovata e bella. Signora, lei... Io vengo da Brolo, provincia di Messina, e sono venuta proprio per vedere questa cosa spettacolare che non avevo mai visto. È stupenda proprio! Molto bello, molto allegra, tantissimi colori, è una bella sagra. Da dove viene lei? Caltanissetta, siciliana. Andrà al tempio ora? Sì, se riusciamo sì. Bellissima, davvero bella. È la prima volta che siamo qua e siamo veramente contenti. Da dove viene? La Marsala. Ho capito. È solo in compagnia? Davvero. Cosa? È solo in compagnia con altri? No, in compagnia siamo, con degli amici di Agrigento. Ho capito. Lei Io da Marsala pure, come le sembra? bellissimo. È bellissima, è bellissima! Io sono venuta dal Veneto, sono agrigentina e sono venuta qui proprio per questo, Appositamente. appositamente. Le piace qualche gruppo in particolare? E tutti mi piacciono, chi siciliani e agrigentini mi piacciono di più, i bambini sono bellissimi, bravi pure, bravissimi, i tamburinara, i nostri sono bellissimi. Lei? Bene, io vengo dal Veneto e quindi sono venuto a vedere questa bella manifestazione, è bellissima, ottima inclusione per il mondo e la pace. Viva la città della cultura, l'Agrigento, quindi che queste in manifestazione vengano ripetute spesso. Un commento sulla sagra, le sta piacendo? Assolutamente sì. Da dove viene lei? La ciacca. Lei signora? Luca Sicula. Cos'è che le è piaciuto finora? Intanto una bella giornata fortunatamente e poi mi piace il clima di allegria, di fraternità, di gioia che ci dà anche questa bella giornata. Bellissimo, bellissimo. Complimenti. Cos'è che le piace in particolare? Tutti bellissimi, uno più bello dell'altro. Da dove viene lei? Canicattì. Bellissimo, bellissimo. Cosa le è piaciuto in particolare? Quale gruppo? Ma non lo so, un po' tutti, non saprei scegliere onestamente. Il commento le sta piacendo o no? Bellissima. Cos'è che le è piaciuto in particolare? Tutto, bellissimo, tutto spettacolare. Successo anche per i bambini del mondo che hanno lanciato un forte messaggio di pace. I componenti dei gruppi folcloristici internazionali, unitamente a quelli locali, partecipanti al 22esimo Festival internazionale I Bambini del Mondo, hanno dato vita sabato pomeriggio a uno dei momenti più profondi e suggestivi dell'intero festival, la preghiera interreligiosa I Popoli per la Pace. Popoli diversi, culture differenti, diverse religioni, ma tutti uniti con un unico fine, la pace nel mondo.
Nella chiesa della Madonna della Divina Provvidenza di Agrigento, guidata da Don Calogero Proietto, si sono ritrovati insieme bambini e ragazzi dei gruppi di Albania, Honduras, Kirghizistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Taiwan, Turchia e con loro diversi ragazzi e ragazze dei gruppi agrigentini, tutti insieme per pregare, ognuno con la propria lingua e con la propria fede religiosa, affinché i grandi della terra pongano fine a tutte le guerre e per avere un mondo di pace. A chiudere l'incontro un momento conviviale nello piazzale dell'oratorio Don Guanella, al quale hanno partecipato anche diversi parrocchiani ed abitanti del quartiere, tutti insieme a dimostrare che siamo tutti un unico popolo. Ma sentiamo. È un'occasione bella questa per testimoniare al mondo e anche per trasmettere ai bimbi un'idea di pace fatta di incontro e di accoglienza, dove nella diversità nessuno è rifiutato o nessuno è da scartare, ma siamo tutti insieme e non conta la lingua, la fede, il colore, conta la volontà di costruire insieme una speranza di pace per il mondo. Qui in questa chiesa dove questo incontro è nato e dove ogni anno si rinnova questa preghiera interconfessionale di tutte le religioni per la pace. Che cosa dirai a questi bambini? A dire un pensiero breve, anche perché per stare lì a tradurre nelle varie lingue non è facile. Li inviterò a pregare per la pace e a desiderare un mondo più bello di quello che c'è adesso e di ricordarsi di queste esperienze, perché il mondo è pieno di gente che fa propositi, poi se li dimentica e finisce così. E questo è ancora a rimarcare la valenza del Festival I Bambini del Mondo. Si parte dal folklore, ma ci sono i diritti dei minori, c'è la pace, c'è la comunione. E la cultura è un fenomeno complesso, per cui declassare un festival del folklore a semplice fatto di canto e ballo è un errore madornale, perché c'è dentro un carico di valori antichi e tradizionali, forti, per cui c'è tutto in un incontro di questo tipo. Chiamiamolo folklore, chiamiamolo come ci pare, ma è incontro di mondi con i loro valori. Sì, tutti i gruppi sono veramente emozionati ogni volta che vengono qui, loro con un messaggio di pace nella propria lingua, con un canto che dedicano alla pace, alla gioia, all'unione tra i popoli, cercano di trasmettere tutto quello che noi vogliamo, l'equilibrio e la tranquillità tra i popoli. Domani praticamente l'ultimo giorno, possiamo già fare un consuntivo di questa 22esima edizione. Sì, una bellissima edizione con gruppi veramente eccezionali, con tantissimo pubblico sia negli spettacoli, ai teatri, ma anche all'aperto, nelle sfilate naturalmente. Questa mattina nella passeggiata della pace proprio la via Sacra era piena di gruppi folcloristici, ma anche di scuole della provincia. Avete fatto anche una riunione così informale, amichevole, con i presidenti e gli accompagnatori dei gruppi. Che impressione hanno avuto? Che cosa ti hanno detto? Intanto sono rimasti estasiati dal calore della gente, ci hanno detto che in questa terra si sorride sempre, non riusciamo a capire il motivo, ma sorridono sempre tutti, sono sempre tutti di buon umore, già questo è una grande cosa. E poi naturalmente delle bellezze di Agrigento, e tutti ci hanno detto che nei prossimi anni vogliono ritornare. Siamo al termine di questa bella esperienza ad Agrigento. Il gruppo di Taiwan cosa si porterà a casa di questa bella esperienza? Ma è una ilusione che venimos a Italia e adesso è una cosa vera. E questa cosa va a stare nella nostra mente per sempre. Vi siete trovati bene qui? Sì, tutti i bambini, mi piace molto, Italia li impressiona molto, il tempo, il cibi, la gente, comunque che è
un'esperienza eccellente. Avete avuto modo anche di fare i turisti? Avete visto qualcosa, i templi? Ha visitato vari tempi e anche Palermo, a conoscere un po' di Italia e adesso sai che più di spaghetti, pasta, c'è molte cose per sapere. Grazie, ciao! Cambiamo pagina, adesso parliamo di politica. Il responsabile regionale per le politiche economiche e finanziarie dell'UDC Sicilia è il dottore Ugo Tagliarini. Ne ha dato comunicazione il coordinatore politico dell'UDC, onorevole Decio Terrana, ha sentito il parere favorevole del segretario nazionale, onorevole Cesa. Tagliarini è dottore commercialista, revisore legale di Bagheria, esperto in diritto societario e gestione della crisi d'impresa, perito bancario e societario con grande esperienza nella gestione aziendale e amministrativa, contabile e fiscale come amministratore giudiziario. Sono entusiasta nel comunicare il nuovo responsabile regionale, dice il coordinatore Terrana. Stiamo investendo davvero tanto su professionalità di spessore in tutto il territorio siciliano. Parliamo adesso della traslazione delle spoglie del Beato Rosario Livatino, avvenuta sabato a Canicattì dalla cappella di famiglia alla chiesa di Santa Chiara. È una giornata importante per tutta la chiesa. Il Beato Rosario è stato posto ad essere un esempio. Sentiremo poi più tardi nel Vangelo una luce posta sul lucerniere perché possa illuminare la via, non tanto le strade, ma la via da percorrere nelle nostre vite. Un momento veramente importante, solenne, che illumina la Chiesa Agrigentina, che diventa faro per la comunità ecclesiale e civile di Canicattì. E questo è l'approccio che dobbiamo guardare. La traslazione qui dalla cappella del cimitero in una chiesa, in un luogo di culto, quasi a voler rendere visibile non quella casa posta sul monte, quella luce posta non sotto il tavolo ma sopra il lucerniere. E quindi una chiesa è il luogo, un edificio di culto è il luogo più idoneo per come dire, custodire, ecco. Per custodire un beato, un santo, un venerabile, no? Che sono i vari passaggi di questo percorso. Venerabile, beato, santo, canonizzato, verso il quale certo ci muoviamo, vediamo i tempi, vediamo gli eventuali miracoli che possono essere presentati, esaminati e riconosciuti. Ma Rosario, lo voglio chiamare così, uno di noi, Rosario parla adesso, ha parlato con la sua vita, bruscamente interrotta, e ci fa una consegna, quella di condurre la vita sotto la custodia di Dio. Quella sigla che mise anche in imbarazzo inizialmente gli inquirenti, no? STD, sub tutela Dei, no? Sotto la tutela di Dio. E questo riguarda certamente tutti i credenti disposti a voler camminare nella legge del Signore, tutti i credenti, ma io penso di poter dire anche tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Si può escludere il processo di canonizzazione? Perché dobbiamo escluderlo? Il processo di canonizzazione si potrà avviare, ripeto,
Se saranno presentati dei presunti miracoli, se tali saranno riconosciuti e quindi poi a quel punto si potrà pensare alla canonizzazione. È davvero una giornata importante e emozionante per tutta la città di Canicattì. È un momento significativo per tutta la città e non solo, credo anche per tutta l'arcidiocesi di Agrigento, ma per tutta la regione Sicilia e l'intera nazione, anche perché non è di tutti i giorni che capita un evento del genere per una traslazione dal cimitero per essere portato in chiesa, anche perché parliamo di un beato laico, di un martire della giustizia che non dobbiamo minimamente dimenticare, che ha perso la vita tramite mano vile da parte di agguato mafioso, e credo che questi sono momenti molto più importanti e mi auguro che la città di Canicattì risponda bene. Sono sicuro e fiducioso che ci saranno parecchie fedeli che verranno anche in corteo, perché è un momento significativo anche per dare un tributo alto a chi ha rappresentato lo Stato, è stato un servitore dello Stato e per tale lui ha perso la vita perché non si è piegato minimamente. Per cui dico, oggi Canicattì ricorda una persona illustre, una persona importante, un martire della giustizia, così come non dobbiamo dimenticare un altro martire della giustizia che è Antonino Saetta e il figlio Stefano, che ci sarà anche un altro momento particolare, delicato, che con sua eccellenza l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano faremo un momento di preghiera anche nella tomba di Antonino Saetta e del figlio Stefano. Per cui dico, sono momenti significativi, perché questo sarà un momento forte per la città di Canicattì, perché la città di Canicattì sa come riprendersi, così come ha fatto sempre, e questo sicuramente dall'alto noi saremmo anche guidati con una benedizione particolare, perché è una benedizione che ci può dare, sicuramente sarà una benedizione importante per tutta l'intera comunità canicattinese e non solo. È l'atto, non dico conclusivo, ma fondante di un futuro dove la gente veramente può andare a pregare sulla sua tomba, a vivere quella tomba. La morte è solamente un passaggio e allora ecco, un beato, speriamo futuro santo, che è un pilastro che la Chiesa ha messo in questa terra a monito di giustizia, legalità, ecco, allora diventa veramente fondamentale. E quindi sono veramente contento che sia arrivati a questo momento decisivo. Io ho i ricordi di un bambino e di un ragazzo che ha vissuto della tenerezza col rosario, perché erano sempre discussioni di un uomo nei confronti di un ragazzo che si stava formando, e quindi di estrema tenerezza e amore. Oggi è un giorno di festa non solo per Canicattì, ma un po' per tutti. Ma per tutta la Chiesa e quindi per il mondo che crede, ma secondo me anche per chi non crede, perché è un monito, è un giudice che arriva a essere beato e quindi a essere esempio così profondo. È un valore per chiunque, anche per quei giudici che non sono credenti. È un momento di grande gioia. Ci fermiamo adesso per la pubblicità e torniamo tra poco. E c'è stata una visita ispettiva della deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono alla casa circondariale di Lorenzo di Agrigento per accertare le condizioni delle detenute, dei detenuti e del personale di polizia penitenziaria in servizio. La parlamentare, ricordiamo, era già stata nella struttura di detenzione lo scorso agosto, trovando, dice, adesso una situazione ancora più grave. Ho riscontrato, dice, le medesime carenze strutturali e organizzative della scorsa estate per la mancanza di risorse umane ed economiche, con la direzione della struttura che non ha oggi i mezzi per affrontare la situazione. Le condizioni in cui si trovano detenute e detenuti, afferma, non sono dignitose di uno Stato democratico, e lo stesso può dirsi del personale in servizio. Le infrastrutture della provincia di Agrigento e il ponte sullo Stretto di Messina, la Sicilia come porta d'Europa nel Mediterraneo. Ne discuterà l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento il prossimo 21 marzo alle 15 al Teatro Pirandello, una iniziativa che è stata oggi presentata alla stampa. Presidente, un'interessante conferenza stampa sulla Sicilia, porta d'Europa nel Mediterraneo,
un convegno che si terrà il prossimo 21 marzo. Sì, Agrigento è capitale italiana della cultura, ma ci può veramente essere cultura pienamente se non c'è una rete infrastrutturale di mobilità efficiente, efficace, veloce, al passo con il resto d'Europa? Questa è la domanda che noi, ordini ingegneri, ma ancora prima come rete delle professioni tecniche, abbiamo posto sempre all'attenzione del territorio. L'abbiamo fatto il 30 di ottobre 2021 al Teatro Pirandello, quando abbiamo denunciato pochi fondi nel PNRR nulli per la mobilità e le infrastrutture nella provincia di Agrigento. Torniamo alla carica in quest'anno importante per Agrigento e siamo riusciti, e questo grazie al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Mimmo Perrina, assieme alla Consulta regionale e a tutti gli stakeholders, enti pubblici che saranno tutti riuniti il 21 al Teatro Pirandello alle 15, a spiegarci come Agrigento nel prossimo futuro sarà collegata col resto d'Europa. Attraverso a quali punti? In primis il ponte sullo Stretto è ormai una realtà, dobbiamo farci conti, ma devono spiegarci come dal punto di vista del commato, quindi delle strade e delle ferrovie, noi ci arriveremo al ponte sullo Stretto. Noi siamo convinti che il ponte sullo Stretto sia un'opportunità da non perdere, un volano anche per fare da indotto e per fare anche da rilancio anche per le altre infrastrutture. Noi siamo noi siamo sempre stati l'idea che non è che sono in alternativa il ponte sullo Stretto con le altre infrastrutture, l'una chiama l'altra, e questa è la domanda a cui risponderemo anche durante il convegno, grazie a un contributo importante del professore Avenda, che ci spiegherà come appunto le infrastrutture sono sempre stato una condizione sine qua non un territorio debba svilupparsi da tutti i punti di vista, e Agrigento, siamo convinti, ha tutte le carte in regola per superare questo gap infrastrutturale che ci ha condannato da tempo in questo isolamento. Nessuna incapacità dei precedenti, dei governi che sono succeduti, potrà, secondo noi, fermare quello che è inarrestabile, e cioè lo sviluppo di un territorio che ha le bellezze che tutti conosciamo, sono sotto tutti gli occhi tutti, e quindi noi siamo ottimisti che qualcosa di positivo in quest'anno sicuramente ad Agrigento succederà, per Agrigento e per tutta la parte sud-occidentale della nostra isola. Sindaco, un importante convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri con la vostra collaborazione. Sì, venerdì prossimo ci sarà questo grandissimo convegno dove si vedranno tutte le istituzioni, si vedrà dal governo nazionale al governo regionale al governo provinciale, tutti coloro i quali sono rappresentano gli attori principali affinché la problematica delle infrastrutture di Agrigento e dell'intero territorio agrigentino e siciliano venga affrontata. Naturalmente poco fa io ho citato due cose importanti per Agrigento, quello di aver avuto la brillante idea di inserire anche il territorio di Agrigento tra l'elenco nazionale degli aeroporti, quindi stiamo sperando affinché anche il governo nazionale possa accogliere questo nostro, tra virgolette, grido d'aiuto, perché è vero sì che se verrà realizzato il ponte, naturalmente poi la problematica nostra è quella anche di come raggiungere questo ponte, essere anche ad avere una certa autonomia dal punto di vista aeroportuale, visto quello che Agrigento sta dimostrando in tutta la Sicilia, in tutta la penisola, ma anche in tutto il mondo, è una cosa fondamentale. Io ringrazio l'Ordine degli Ingegneri per quello, e nella figura anche del Presidente Achille Furioso, per quello che stanno facendo per la nostra città, basandosi anche sul principio di cultura, ma poco fa ho detto che in effetti grazie a loro possiamo invertire quella rotta, che non parleremo più di economia della cultura, ma di cultura dell'economia. O meglio, se non realizziamo tutte quelle infrastrutture fondamentali per un territorio e farla avvicinare più a un modello europeo, naturalmente non possiamo parlare di economia. Venerdì 21 marzo l'Ordine degli Ingegneri e la Fondazione farà un focus sulla situazione delle infrastrutture nella nostra provincia. È giusto che se ne parli, perché se non se ne parla i temi non vengono posti all'attenzione e quindi non possono essere risolti. E noi illustreremo la situazione, l'attuale marginalità della nostra provincia e tutto quello che sta per essere messo in essere, quello che è programmato, i lavori appaltati sia sulla rete delle autostrade, quindi sul trasporto su gomma, sia su rotaia. E dobbiamo cercare di riagganciarci al continente europeo e all'Italia, e questo avverrà tramite il ponte sullo Stretto e tutte le altre infrastrutture di cui si parlerà, a partire
il collegamento autostradale da Agrigento e dal futuro aeroporto fino a Messina e allo stesso tempo il collegamento fino all'aeroporto di Palermo, con la realizzazione anche, oltre che della tangenziale nord, che sarà l'opera che risolverà i problemi del traffico nel nostro territorio e dei comuni viciniori, anche della pendemontana di Palermo, che ci permetterà, bypassando la circonvallazione di Palermo, di pervenire anche all'aeroporto di Trapani e quindi creare quella simbiosi fra gli aeroporti e quel collegamento che permetterà di rendere economico anche la realizzazione del nostro aeroporto. Grazie. Grazie. Innanzitutto provengo dal liceo Vincenzo Linares, sono al 4º anno del liceo scientifico. Il mio video si ispira, ovviamente mi sono occupata della problematica, delle limitazioni, delle criticità che oggi sono nella provincia di Agrigento e in tutta Sicilia. Da lì quindi provate a immaginare un Agrigento, una Sicilia che si avvicinasse all'innovazione e al mondo appunto di oggi. E qui ho scelto appunto come protagonista del mio video Andrea Camilleri, quindi questa figura chiave della letteratura agrigentina, e che quest'anno saranno pure i suoi 100 anni, il suo centenario dalla sua nascita. E adesso parliamo dell'amarezza del presidente di Federalberghi, Francesco Picarella, che ha voluto affidare a un post sul social dopo aver constatato atti di vandalismo indirizzati alla sua attività. Stanotte, dice, alcuni ragazzi hanno pensato bene di sfoggiare il loro tempismo lanciando pietre contro la vetrina della mia attività, danneggiandole. Un gesto senza senso, privo di rispetto per il lavoro altrui e la comunità in cui viviamo, afferma. Oggi si parla tanto di educazione e diritti, ma sempre meno di doveri e responsabilità, e conclude: un po' più di senso civico e, diciamolo, qualche scappellotto educativo da parte dei genitori non farebbe male. Assalto alla Scala dei Turchi dopo la sfiducia al sindaco Sabrina Lattuca, c'è un grido d'allarme di Mariamico. Mariamico ha scritto al prefetto di Agrigento e all'assessore regionale al territorio e ambiente per sollecitare un intervento per la tutela di Scala dei Turchi, ritornata all'anarchia, afferma l'associazione ambientalista in una nota inviata alla stampa. Nei giorni scorsi, si legge, il Consiglio Comunale di Realmonte ha sfiduciato il sindaco Sabrina Lattuca. La cosa ha già inevitabilmente prodotto alcuni effetti negativi. Infatti, senza i necessari e programmati controlli, la Scala dei Turchi è stata nuovamente assaltata dai turisti. Tutto ciò avviene, sottolinea Mariamico, in maniera completamente abusiva, senza che venga rispettato il numero previsto e contingentato dei visitatori, senza che vi sia alcuna sorveglianza e soprattutto senza che nessuno impedisca agli ignari turisti di invadere la zona ovest della Scala dei Turchi, che risulta interdetta alla fruizione perché pericolosa, poiché è a rischio reale di crollo. Purtroppo questa squallida operazione politica, evidenza di associazione, cancellerà tutto ciò che di buono è stato fatto per Scala dei Turchi, per Realmonte e per l'intera provincia di Agrigento, come la riapertura dell'importante sito, la sua vigilanza e l'avvio dell'iter per realizzare la fondazione, e conclude come sia fondamentale riprendere il processo di civiltà iniziato ma che in maniera vergognosa è stato interrotto. Mercoledì 19 marzo alle ore 11 presso la caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale di Agrigento, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale, insieme ai responsabili FAI, verranno illustrate le iniziative che si svolgeranno durante la manifestazione Giornate FAI di Primavera ad Agrigento, Favara e Cattolica Eraclea, edizione speciale in occasione dei 50 anni della nascita del FAI. A cuore aperto è il libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, che racconta oltre 20 anni di volontariato tra la Sicilia e la Tanzania. Questo libro racconto 20 anni dell'associazione A Cuore Aperto. È un libro, diciamo, per l'80% fotografico, che mi sono sentito dovere di scrivere per ringraziare
le persone che in questi 20 anni ci hanno supportato, perché senza di loro quello che abbiamo fatto non sarebbe stato possibile. Noi siamo stati un tramite nelle mani, io direi a volte, del Padre Eterno, perché penso che ogni uomo debba fare qualcosa per le persone che hanno più bisogno. Nel caso nostro, essendo io un medico, ho cercato di portare sanità in un territorio dove la sanità era fantascienza. Il progetto che noi abbiamo chiamato Un cuore per Ipogolo, dal nome del villaggio dove noi abbiamo la sede presso la comunità cristiana nel mondo, ma alcune tappe. Innanzitutto abbiamo supportato il dispensario, l'abbiamo un po' ristrutturato, abbiamo supportato anche gli stipendi dei medici o degli infermieri e come associazione. E poi la cosa più importante, abbiamo deciso di fare studiare i ragazzi che, scelti dal Vescovo, ne avevano le potenzialità. Abbiamo fatto studiare oltre 200 ragazzi, alcuni sono diventati medici, altri infermieri, altri tecnici, e questi ragazzi vogliono restare in Tanzania, non vogliono andare fuori dalla loro terra, e penso che questa sia la filosofia che bisogna attuare nei confronti di queste persone. L'altro importante progetto è stato Running Doctors, dottori che corrono. Con una macchina che avevamo comprato con i Lions giravamo in villaggi più sperduti e lì abbiamo visitato persone che per farsi visitare facevano anche 10-15 km a piedi, sempre per farsi misurare la pressione, fare un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma. Questo vi dice come la sanità è un bene che noi abbiamo il dovere di portare dappertutto. L'altra iniziativa in favore degli ucraini. Dopo l'inizio della guerra ci siamo resi conto che la situazione era drammatica, soprattutto per donne e bambini, e allora abbiamo deciso di portare in Ucraina circa 20.000 euro di farmaci e poi abbiamo portato in Sicilia, a Montevago, circa 40 ucraini, così tutti donne e bambini, per cercare di rasserenarli un poco. E loro sono stati a Montevago per circa 8 mesi e poi loro sono tornati nel loro paese. All'inizio, quando sono arrivati, bastava un rumore per farli saltare in aria, invece alla fine vedevi sorrisi anche nei bambini e soprattutto si sono sentiti voluti bene e accolti. È quello che noi abbiamo fatto e che abbiamo il dovere di fare. Un aiuto ai pazienti che necessitano di cure infermieristiche e fisioterapiche può fruire dell'assistenza domiciliare che si può attivare mediante il medico di base. Medicar, con un proprio stand, ieri in occasione del Mandorlo in Fiore, ha allestito su questo tema un gazebo informativo. Ecco, nel giorno della sagra qui al Viale della Vittoria voi avete uno stand con quali obiettivi e perché siete qua? Noi siamo qua per la divulgazione appunto del servizio di assistenza domiciliare, il quale si può attivare tramite il medico di base. Ci rendiamo conto che molta informazione riguardo questo servizio non c'è e appunto l'obiettivo nostro è la divulgazione del servizio stesso. Qui abbiamo il nostro direttore tecnico, il dottor Arcidiacono Renato, il quale appunto si occupa della parte sanitaria. Sì, noi stiamo sponsorizzando questo servizio, diciamo, rivolto ai cittadini per quanto riguarda l'assistenza domiciliare presso appunto le case dei nostri cittadini di Agrigento da un punto di vista sanitario. Crediamo molto in questa situazione anche perché pensiamo che sia il futuro della sanità ad Agrigento. Ecco, assistenza domiciliare, spieghiamola cosa vuol dire all'atto pratico. L'assistenza domiciliare riguarda, diciamo, l'assistenza che si può dare, diciamo, ai malati per quanto riguarda l'assistenza infermieristica, l'assistenza, diciamo, fisioterapica. Quindi noi siamo in condizioni di poter assistere questi pazienti al domicilio e dare, diciamo, questi servizi alla popolazione. E con il paziente cosa deve fare? Allora, il paziente si deve rivolgere al suo medico di base, in quanto l'ADI è un servizio che praticamente è possibile attivare appunto col medico di base, il quale
appunto dovrà spiegare diciamo, i vari passaggi per questo tipo per l'attivazione di questo tipo di servizio tramite, diciamo, le nostre strutture sanitarie pubbliche. Quindi è un servizio assolutamente gratuito rivolto nei confronti dei pazienti della nostra città. Signora, che riscontri avete avuto stamattina qui durante la sagra? I riscontri sono positivissimi, molta gente, appunto come dicevo, non era a conoscenza e ci fa dei plausi in merito a questa informazione che diciamo, è una divulgazione appunto del servizio stesso, che spesso non si conosce, ahimè. Io sono Nello Prile, sono il socio fondatore di Medicare e anche responsabile dei servizi sanitari domiciliari e non. L'idea di venire qua ad Agrigento in questa manifestazione rientra nel quadro delle attività di comunicazione sull'assistenza, sui servizi che noi forniamo ai cittadini della provincia di Agrigento. Da 35 anni facciamo questo lavoro in quasi tutta la Sicilia, siamo presenti a Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento e Trapani, sono le nostre province dove facciamo le attività domiciliari, il servizio ADI, e l'idea è quello che attraverso lo stand e attraverso questa manifestazione possiamo portare nelle case delle persone come dire, questo servizio e soprattutto l'utilità di questo servizio e come poterne usufruire i cittadini nel modo migliore e in ogni caso gratuito. Sabato scorso l'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori ha celebrato i 50 anni di iscrizione e frequenza attiva per 2 confrati e una consorella. Inoltre poi consegnato pergamene per il servizio di volontariato e partecipazione attiva alle iniziative della stessa. Sabato scorso, 15 marzo, nel Santuario dell'Addolorata di Agrigento, subito dopo la celebrazione eucaristica con il dolore di Maria Addolorata in onore dei 7 sabati, si è tenuto un momento particolare organizzato dalla locale Arciconfraternita. Diversi confrati che si sono distinti con iniziative e volontariato sono stati insigniti con una speciale pergamena. Durante la celebrazione eucaristica, animata anche dal coro Pietro Fusetti del maestro Giuseppe Pumo, 3 confrati sono stati insigniti per i 50 anni di iscrizione all'Arciconfraternita. Al nostro microfono il presidente della congregazione dell'Addolorata Alfonso Cutaia e il rettore Don Lilla Argento, che preannuncia l'arrivo nel santuario di una reliquia di Gesù appartenente all'originale corona di spine deposta sul capo nel giorno del martirio. Sì, continuano gli appuntamenti e gli eventi di ogni sabato, dei 7 sabati in onore dei 7 dolori di Maria, nei quali ogni sabato abbiamo un evento diverso. Oggi abbiamo voluto dare benemerenza ai confrati, alle consorelle che in qualche modo si sono spesi durante gli anni e hanno dato contributo al santuario e all'Arciconfraternita, dimostrando affetto e dimostrando vicinanza alla Madonna con devozione. E oggi appunto sono stati rilasciati degli attestati di benemeranza appunto per ringraziare, o meglio è la Madonna stesso che e non di certo io chi rappresenta l'amministrazione a voler riunire tutti qui presenti. 22 marzo, grande appuntamento nel Santuario dell'Addolorata. Arriva una reliquia molto importante. Ce ne parla Don Lilla Argento, di che cosa si tratta? Per iniziativa dell'Arciconfraternita di Maria Santissima dei Sette Dolori, in questo mese di marzo, quando ci sarà il 5° sabato in onore della Madonna, che è il dolore in cui si ricorda la presenza e lo stare di Maria sotto la croce, arriverà qui al Santuario dell'Addolorata una reliquia delle Sacre Spine. Questa reliquia si trova in una chiesa sciacca, la chiesa esattamente di San Michele Arcangelo,
è messa in un reliquario, contiene una spina e qualche pezzetto di spina. E secondo quello che è la tradizione, che è comprovata da un'attestazione storica, ecco, sono state spine appartenenti a quella corona di spine, ecco, che fu messa sul capo di Gesù. Quindi vorremmo ricordare questo evento, fare questo evento, ecco, perché ovviamente la Madonna ha pure contemplato questa corona messa a capo di Gesù e avrà sofferto anche per questa situazione. E quindi alla venerazione dei fedeli proporremo questa reliquia e ci sarà un momento di preghiera e un momento in cui anche con il sacerdote incaricato, che è un sacerdote di Sciacca, già parroco di questa parrocchia San Michele Arcangelo, ecco, ci sarà la spiegazione di questa reliquia, che pare si trovi a Sciacca, come sembra attestato storicamente, dal 1380. Vogliamo ricordare a che ora... Dalle 4:30 in poi, ecco, fino alle 7:30 della sera ci saranno questi momenti con la celebrazione della Santa Messa inclusa alle ore 18. Quindi il giorno 29 marzo, 29 marzo alle ore 16:30 arriverà questa reliquia qui al santuario dell'Addolorata. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito delle attività ordinarie di contrasto a traffici illeciti, hanno sequestrato circa 700 grammi di hashish contenuti per gran parte in un pacco proveniente dalla Spagna destinato a 2 soggetti minorenni cittadini italiani. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un decreto del GIP del Tribunale Etneo con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali di 6 aziende, nonché di denaro, beni mobili e immobili per un ammontare complessivo pari a 4.600.000 euro. E adesso parliamo di sport, parliamo di Akragas e di cosa è successo nel fine settimana calcistico, e lo fa Carmelo Lentini. È stato svelato il mistero che ha avvolto la vicenda Akragas. Dopo alcuni giorni, coincidenti con il fine settimana, ecco svelato l'arcano. Mancava il verbale dell'assemblea dei soci che doveva sottoscrivere la rinuncia alla prosecuzione del campionato di Serie D gironei da parte della società biancazzurra. Ciò avverrà, ci riferiscono alcune fonti attendibili, questa mattina con il deposito dell'atto negli uffici competenti comunali, cui seguirà l'immediato inoltre alla LND. Cala inesorabile il sipario sulla società Akragas che, come comunicato, intende proseguire e fare attività con le squadre giovanili. Una stagione nata con i buoni propositi, con arrivi di calciatori di categoria che avrebbero dovuto alzare l'asticella, ma che invece con l'andare negativo delle giornate ha fatto affievolire gli entusiasmi. La stagione era iniziata con il tecnico Lillo Bonfatto, proseguita da un paio di giornate da Pino Rigoli, ritorna ancora con Bonfatto e poi a dicembre l'arrivo dell'esperto tecnico pisano Giancarlo Favarini. Si assisteva ad un costante andirivieni di oltre 30 calciatori almeno, che non intaccavano minimamente l'andamento del campionato. Si succedevano contestazioni ed attacchi feroci dei tifosi, con striscioni dentro lo stadio nei confronti del patron Deni, con quest'ultimo sempre pronto a rispondere attraverso delle invocate conferenze stampa. A lui e al suo staff veniva imputato l'allontanamento di tanti calciatori locali e beniamini dei tifosi. Oramai era diventato un clima irrespirabile che penalizzava e frustrava gli stessi calciatori, sempre più nervosi sul rettangolo di gioco. Le conseguenze sono state pesanti, le tantissime espulsioni con gravi conseguenze disciplinari e gli innumerevoli addii di coloro i quali non sopportavano più il soggiorno in biancazzurro. Purtroppo alla lunga tutto ciò ha influito negativamente sul percorso in campionato ed ora il triste epilogo. Adesso tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza
non hanno valore per la classifica che viene così formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società che ha rinunciato appunto a proseguire. Come si può notare, l'aria che si respira attorno al gigante non è di quelle salutari e sia il tecnico che i calciatori, molti fuori sede, ad oggi non sembrano essere stati contattati per riprendere la preparazione. Le chiavi dello stadio assente sono state consegnate al comune e tutte le porte sono state chiuse con tanto di lucchetto. Finisce l'era Deni dopo 4 stagioni. Agrigento rimane senza calcio ed il futuro al momento non promette nulla di buono. Ma come spesso si dice, morto un re se ne fa un altro. Ma sarà un'estate particolarmente calda per Agrigento calcistica e non solo dal punto di vista atmosferico. Se da un lato si piange l'assenza del calcio, dall'altro, ironia della sorte, si prevede l'inizio dei lavori per la ristrutturazione dello stadio e la messa in opera delle torri faro, un sogno che si realizza dopo decenni. Ed ora i campionati minori. Partiamo dalla eccellenza. Le 2 battistrada di questo campionato continuano imperterrite a vincere e a mantenere la vetta senza troppi problemi. Entrambe hanno superato il loro scoglio. L'Atletico Palermo e il derby con il Parma per 0-1. Il Gela e quello interno con l'Oratorio con il risultato di 4-0. Al terzo posto resiste l'Unitas Sciacca che sbanca Marsala per 0-2 e mantiene 10 punti di distacco dalla seconda posizione. Purtroppo, se la distanza rimane tale, sino alla fine del torneo, verrebbe tagliata fuori dai playoff. Nel campionato di promozione, torneo sempre in mano le 2 battistrada Camarat e Giarre. Entrambe hanno vinto con sofferenze di misura, conservando la vetta della classifica. Il distacco tra di loro, lo ricordiamo, rimane sempre di 1 punto e il vantaggio sulla terza è sempre di 11 punti. Ciò potrebbe annullare i playoff e dare il diritto di transitare alla fase regionale a chi si classifica al secondo posto. Gemini Spavaldo passa pagine sul campo del San Pietro per 0-4, perde pesantemente il Casteltermine con lo stesso risultato di 4-0 a Nicosia e infine l'Aragona si inceppa tra le mura amiche con il Santa Venerina. Ed ora la prima categoria, le Bedoclina, rimanda all'ultima giornata in programma domenica prossima il discorso salvezza diretta. Tutto dipende cosa succederà sul campo del Don Bosco Mussomele in piena corsa per la disputa playoff. Una trasferta sicuramente difficile, da cui dipende il destino della compagine granata, che anche in caso negativo andrebbe a disputare gli spareggi play-out. Per quanto riguarda la vetta, la somma ateniese è irraggiungibile, quindi la prossima stagione partirà da quello di promozione. Per quanto riguarda la griglia play-off, invece, ci sono le certezze che riguardano la Barrese, il Gangi, il Collesano e Don Bosco. Queste sono le predestinate. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo che la nostra informazione è visibile sul 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino. E ancora in tutta Italia sul 268 delle Smart TV e poi sul nostro sito www.televidiagrigento.tv e naturalmente anche sui nostri numerosi canali social, uno per tutti, YouTube. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alle prossime edizioni.